torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 22:39 per chi ci sta ascoltando in diretta, un saluto anche a coloro che seguiranno più tardi questa edizione serale. Allora andiamo subito a vedere altri fatti di cronaca per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. La Procura della Repubblica di Padova ha concluso le indagini e inviato il relativo avviso di garanzia a 7 indagati italiani e cinesi, tra cui 2 avvocati, ipotizzando il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso. Tra questi va segnalato a Codroipo, la squadra mobile della questura Patavina ha scoperto un appartamento apparentemente gestito come un centro massaggi, dove in realtà una delle indagate, una donna cinese, faceva prostituire i suoi giovani connazionali. La donna deve rispondere di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. E adesso andiamo a San Daniele del Friuli. Le opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile grazie a un adeguato mix composto da infrastrutture, servizi, promozione e attività legate al cicloturismo saranno al centro di un incontro che l'Università di Udine organizza a San Daniele giovedì alle 18. Presso la Biblioteca Guarneriana si parlerà infatti di turismo, territorio, cultura, le ciclovie del Friuli Venezia Giulia, un patrimonio da valorizzare. Porteranno i saluti iniziali il rettore dell'università Roberto Pinton e il sindaco di San Daniele. A seguire interverranno l'assessore alle infrastrutture e territorio della regione Friuli Venezia Giulia, Pizzimenti, Andrea Zanini, Andrea Moretti, docenti rispettivamente di storia moderna e di economia e gestione delle imprese dell'Università di Udine, e responsabile area prodotti bike di Promo Turismo FVG Enzo Sima. Andiamo a concludere con una notizia di sport. Si è appena conclusa gara 2 per quanto riguarda la finale, promozione dalla 2 alla Serie A di basket, purtroppo sconfitta per Udine, battuta tra le mura amiche 67-64 al Pallacarnera nella serie di finale della promozione in Serie A. Ora il risultato è di 1-1, domenica 12 giugno alle ore 18 a Verona, gara 3. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e vista l'ora non resta che augurare a tutti voi, oltre alla cordiale buonasera, anche la buonanotte. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.